C'è tempo fino al 24 di ottobre per fare domanda di bonus psicologo, lo strumento messo a disposizione dal governo per curare un disagio, pensato anche come risposta concreta dopo 2 anni di pandemia. Al terzo giorno in cui si poteva avanzare la richiesta sono già arrivate 130.000 domande su un bacino di utenza previsto di 160.000. Solamente una piccola percentuale di cittadini potrà vedere riconosciuta la sua richiesta. Sono moltiplicate poi in questi ultimi anni le situazioni di stress cui sono state sottoposte le persone. Il malessere generale è aumentato. Le risposte sono state le più diverse, spiega Pizzoferro, dall'isolamento all'ansia all'aggressività, che è aumentata. Se pensiamo a come è strutturato appunto il bonus, che è stato annunciato in primavera, è diventato attuativo ora in piena estate, le graduatorie potrebbero essere disponibili a novembre. Se pensiamo appunto alla persona sofferente che in questo momento sta male e cerca aiuto da uno psicologo. Cerca aiuto adesso, ma saprà se avrà questa possibilità realisticamente a novembre. Pensiamo anche a come è strutturato: bisogna avere uno SPID, bisogna avere un ISEE, bisogna avere anche quel poco di energie che servono per andare a cercare un aiuto che ti verrà dato tra alcuni mesi. Insomma, non è solo una questione di soldi messi a disposizione. Nel lungo periodo servono interventi più strutturali, ne è convinta la vicepresidente dell'Ordine. Ad oggi soltanto il 5%, spiega, degli psicologi è impiegato nel servizio pubblico sanitario. Il restante lavora nel privato. La cura diventa dunque un lusso per pochi e un'importante fetta di popolazione con dei bisogni viene lasciata all'angolo.